Abbiamo chiesto di poterle consegnare in un luogo istituzionale, quindi almeno nel gabinetto del Viminale, se è istituzionale anche quello. E dopo abbiamo chiesto diciamo, come contropartita di poter sfilare qui davanti al Viminale, perché ci sono tanti ragazzi, tante persone venute da ogni parte d'Italia e io non posso diciamo, deludere le loro aspettative. Probabilmente dovrà fare la conferenza stampa per spiegare perché il cofondatore del suo partito. Ci sarebbe da andare, adesso deve spiegare. Ci sarebbe da andare all'Euro. E di andarlo Ma siamo sicuri che sta all'Euro? Appunto, bisogna vedere dov'è. No, perché ci possiamo anche pensare, con la metropolitana all'Euro. Esci da qui e esci da là. Adesso devo andare. A noi Falcone e Paolo Borsellino! Napolitano, a te Mancino! A noi Falcone e Paolo Borsellino! L'Italia è nostra! E non di cosa nostra! L'Italia è nostra! E non di cosa nostra! L'Italia è nostra! E non di cosa nostra! L'Italia è nostra e non di cosa nostra! L'Italia è nostra e non di cosa nostra! Resistenza! 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 il gabinetto
perché sa com'è, sulla pagina mia e poi lo metto sulla pagina mia. Se il ministro, che sicuramente non partirà visto la manifestazione pericolosa che c'è oggi, se trova almeno un quarto d'ora del suo tempo per parlare col fratello di Paolo Borsellino, penso... Lo faremo sapere, no? Quindi magari... ma noi intanto abbiamo... No, voi avete avuto la cosa... Abbiamo aperto le porte. Se riesco a farlo, ci mancherebbe, questa è casa mia. Grazie. Tanto tu quanto lui. Hai capito? Grazie. E comunque il nostro non è che è andato riunione con Forza Italia. non è no ci lui è stava nel CD, non è fuori adesso, fuori da Forza Italia. Dov'è? Marcello Dell'Utri si trova in questo momento negli uffici della polizia libanese. Lo annuncia il ministro dell'interno Angelino Alfano a margine dell'assemblea di Nuovo Centrodestra. Quindi c'aveva da fare con Alfano non c'è perché adesso deve occuparsi di far tornare Don Marcello. Malato. Ma comunque il fatto era malato, perché voi non sapete, è andato in un hotel, in un resort in cui c'era sauna, terapia, era malato. Diamo questa informazione, era malato. Per cui è impegnata la polizia italiana. Dell'Utri, spiega Alfano rispondendo a una domanda dell'ANSA, è stato rintracciato a Beirut dalla polizia libanese, che ora è in contatto con la polizia italiana in ottemperanza con il mandato di cattura internazionale. E ora è in corso una procedura che diventerà estradizionale. Dell'Utri è stato arrestato fondatore del partito Forza Italia, ricercato all'Interpol. Questa è ma non stava in convalescenza, non stava in corsia, in ospedale, scusa. In corsia per la sauna, perché c'erano già 2 posti occupati. Aveva finito, l'avevano già dimesso, aveva fatto qualche degenza di qualche ora. Ragazzi, questa è stupenda. È naturale e conseguente. Così il ministro dell'interno risponde al cronista dell'ANSA che gli chiede se l'Italia chiederà l'estradizione dal Libano di Marcello Dell'Utri dopo la sua cattura. Cioè incredibile, abbiamo Alfano che chiede l'estradizione di Dell'Utri, neanche nei sogni. Il regalo di compleanno per Salvatore, almeno questo. Un dato di cattura internazionale, ragazzi, il fondatore di Forza Italia ricercato all'Interpol, è una cosa stupenda. C'è sta macchia nera che lo insegue. Scusa, è un fatto bellissimo. Alfredo, dai.